Euroregione News. Da Codroipo a Codroipo, girando il mondo per la chimica. Partita dal capoluogo del Medio Friuli per studiare a Trieste e poi in molti paesi del mondo, Silvia Marchesan è tornata nel liceo Linussio per incontrare gli studenti di oggi. Perché si è affascinata alla chimica? Allora, una cosa che a me piaceva molto della scienza è che quando si capisce, le regole di base secondo cui funziona, così come la scienza, come la matematica, la chimica, la biologia, la fisica e così via, poi bene o male c'è una soluzione ai problemi, quindi uno ha un problema, una volta che ha capito le regole del gioco riesce a risolvere questo problema e questo non si può sempre fare nella vita di tutti i giorni, quindi sicuramente questo mi ha aiutato ad appassionarmi molto, il fatto di vedere un problema a cui potevo trovare una soluzione. Poi penso che questo aiuti molto anche a sviluppare una mentalità per risolvere i problemi, questo è apprezzato anche a livello industriale, a livello professionale. E per appassionarsi alla chimica posso consigliare di cominciare a pensare a tutto quello che ci circonda e alla chimica che c'è tutto intorno a noi e che noi viviamo tutti i giorni, da quando cuciniamo, c'è anche la cucina molecolare che esplora proprio gli aspetti della chimica nella cucina, ai vestiti che indossiamo, ai tessuti che indossiamo, anche i tessuti sportivi, chi fa sport, anche quelli sono ottenuti grazie ad uno studio dei materiali, dei polimeri che hanno portato alle fibre dei tessuti sportivi, ai materiali degli edifici che ci circondano, alle lenti a contatto, ai prodotti che utilizziamo in cosmetica per i capelli, sul corpo, insomma la chimica è tutta intorno a noi. Onestamente il lavoro che svolgevo avevo tutto quello che potevo desiderare dal punto di vista professionale. Ciò non toglie che ci sia stata comunque molta felicità anche nel poter riportare nella terra dove sono cresciuta le cose che ho imparato all'estero e poterle trasmettere agli studenti e la realtà intorno a me, quindi questo sicuramente mi faceva molto piacere. Fare scienza ad alto livello, soprattutto ricerca ad alto livello internazionale in Italia non è semplicissimo, ci sono tante sfide che dobbiamo affrontare ogni giorno. In primis la burocrazia, che mi piacerebbe tanto poter snellire o vedere snellita, però ci sono tante altre persone oltre a me che fanno ricerca di livello in Italia, quindi si può fare, ma non è semplicissimo. Ecco. Allora io consiglio di cercare di capire cosa vi piace e una volta che avete capito cosa vi piace, dedicarvi al 100% a quella cosa. Per raggiungere i propri traguardi nella vita bisogna fare tanti sacrifici e dare il 100% delle energie, quindi meglio se lo fate con qualcosa che vi appassiona, per cui non vi stancate anche se lo dovete fare tantissime ore durante il giorno. Semplicemente mi sono data tantissimo da fare, quello sì, quindi mi ricordo che passavo le notti a studiare fino a notte fonda, sabati, domeniche, Natale, Pasqua, quindi di lavoro ce n'è stato tanto e ho avuto intorno persone con tanta pazienza. Detto questo, i chimici sono dei professionisti che trovano molto facilmente impiego, c'è tanto bisogno di chimici e quindi io lo estenderei anche più in generale agli scienziati, quindi non solo i chimici ma anche i fisici, i biologi, anche gli ingegneri, sono tutte professioni che sono molto richieste e trovano facilmente sbocchi professionali, industriali, governativi, anche nel pubblico e anche nell'università. Quindi la chimica a me piace moltissimo perché è una disciplina che trasforma la materia, quindi si ha la possibilità di poter effettivamente cambiare le molecole, proprio tra le mani, quindi avere la fortuna di poter seguire come la materia si trasforma proprio sotto i nostri occhi e poterla modellare, poter pensare a cosa vogliamo fare e quindi anche come materiali, cosa ottenere per poi avere una funzione e fare qualcosa di utile. E quindi è anche una disciplina molto bella che ci permette di vedere direttamente, di seguire i cambiamenti di colore, gli odori, quindi proprio è tangibile, ecco, per cui la chimica è bellissima. Questo riconoscimento non me l'aspettavo perché non ho seguito un percorso propriamente convenzionale, nel senso che oggigiorno siamo tutti molto specializzati e quindi tipicamente si sceglie una disciplina e si segue quella disciplina dall'inizio alla fine e questo permette anche di emergere gradualmente.
Diciamo che la mia formazione di base è sì la chimica, però in realtà ho fatto anche tante altre cose, ho lavorato con le cellule, quindi ho lavorato con i biologi, ho lavorato con gli scienziati dei materiali, ho fatto nanotecnologie, un po' di tutto e penso, e quindi diciamo non avendo seguito i percorsi convenzionali non ero ancora emersa, o insomma non avevo ricevuto prima premi di particolare rilievo internazionale. Ho iniziato a ricevere riconoscimenti essenzialmente quest'anno. Però penso che questo riconoscimento volesse proprio premiare la possibilità, tra i criteri c'era la flessibilità, l'innovazione, la curiosità e quindi anche l'abilità di mettersi in gioco, di cercare di uscire da quella che io chiamo la cosiddetta comfort zone, cioè il proprio ambiente, quello che si sa fare, per cercare di fare qualcosa di nuovo. Questo è anche difficile, però insomma porta tante soddisfazioni. Sono cresciuta a Codroipo, ho fatto le scuole elementari a Codroipo, Dante Alighieri, le scuole medie e poi i primi 2 anni del liceo. Poi la famiglia si è trasferita all'estero, siamo andati a Bruxelles in Belgio dove ho fatto una scuola europea, quindi lì ho un po' migliorato l'inglese, insomma, che già avevo ovviamente iniziato a studiare a Codroipo. Però finalmente in un ambiente internazionale insomma, c'è stato un po' un salto di qualità anche per imparare le lingue straniere. E poi sono ritornata in Friuli per fare la laurea all'Università di Trieste, dove mi sono laureata e poi da lì, una volta finita la laurea, avevo questa voglia di esplorare il mondo, di andare fuori e quindi ho cercato le opportunità per riuscire ad andare all'estero. L'Università di Trieste è stata sicuramente importante perché da lì è partita la mia formazione universitaria e soprattutto durante il periodo di tesi ho avuto la fortuna di essere in un gruppo di ricerca di livello internazionale, quindi già vedere i primi ricercatori che dall'estero venivano a Trieste. Oggigiorno ancora manteniamo un ambiente internazionale e si fa ricerca di livello, Trieste è città della scienza, c'è anche il sincrotrone. E detta un po' la Silicon Valley italiana perché abbiamo tantissimi ricercatori rispetto agli abitanti, quindi a chi si vuole appassionare alla scienza e alla chimica consiglio di venire a studiare a Trieste. Potete trovare facilmente anche su internet o sul sito dell'università i miei dettagli del mio ufficio e i miei contatti e quindi siete benvenuti anche a venire a vedere cosa facciamo e dove lo facciamo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.